Ha avuto un ottimo riscontro l'iniziativa organizzata nella giornata di ieri, domenica a Enna, che si è svolta presso l'Hotel Federico. Sono stati oltre 600 i giovani presenti alla prima assemblea regionale del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. Oltre 90 gli interventi che si sono succeduti e massiccia è stata la presenza delle donne in numero maggiore rispetto agli uomini. I giovani e non solo sono stati protagonisti sotto lo sguardo vigile e orgoglioso degli assessori Albano e Messina, del capogruppo dell'AS Carmelo Pace, del presidente della Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abbate e dell'eurodeputato Francesca Donato, oltre che ovviamente la presenza di Totò Cuffaro. Si è trattato di un'occasione importante di organizzazione, di riflessione, di confronto, legata principalmente alla costruzione di una nuova classe dirigente, con tante idee e progetti e tantissima voglia di partecipare, tutti motivati e orgogliosi di essere giovani democristiani. Oggi da Enna parte la nuova politica insieme alla DC nuova, la politica degli ideali, della concretezza e della solidarietà. Deve partire dai giovani che sono e saranno sempre di più la nuova classe dirigente del futuro. È tanta la voglia di partecipazione e di mettersi in gioco per essere utile alla propria terra. I sogni, perché si realizzano, bisogna crederci e i nostri giovani ci credono. Questi quanto dichiarato dal segretario nazionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro. Ritengo che la politica debba partire dai giovani ed è per questo che sono stato tra i primi promotori dell'evento, che ritengo di fondamentale importanza per il futuro del partito. Vedere oltre 600 giovani presenti alla prima assemblea regionale giovanile ci riempie di orgoglio, e me in particolare, che da sempre ho voluto questa riunione del movimento. Questo quanto dichiarato dal parlamentare agrigentino all'ARS Carmelo Pace all'indomani dell'incontro avvenuto a Enna. Il fermento giovanile, continua l'onorevole Pace, ci indica che la strada che stiamo seguendo è quella giusta. La DC nuova non si fermerà. Tra il 29 e il 30 luglio si terrà ad Agrigento il congresso regionale del partito. Eleggeremo i vertici della DC siciliana. Per quanto riguarda il movimento giovanile, attiveremo un procedimento che parta dalla base. Entro il 30 luglio verranno nominati i nuovi coordinatori giovanili, provvisori dei vari collegi provinciali, che a loro volta entro il 31 ottobre dovranno nominare il commissario cittadino giovanile e il direttivo giovanile di ogni comune della Sicilia. Entro il 31 dicembre, continua Pace, poi avverrà l'elezione dei segretari provinciali e regionali dei giovani DC. Il nostro sogno prosegue. E intanto sono stati tanti i giovani che hanno aderito alla DC giovanile, tra questi anche Alberto Tosto, originario di Naro, della provincia di Agrigento.